Volo nel cielo, sai com'è, quando casco mi raccogli tu, il mondo va di fretta e noi siamo ombre, due persone vere come noi, non si accontenteranno mai, poi mai, cazzo Dio madre, cerco un'altra opportunità per cambiare. Cara mia, cosa pensi di me? Tanti guai spalmati all'italiana. Quando chiudi tu gli occhi così mi fai impazzire, sei donna e lo sai. Io volo nel cielo, sai com'è, quando piango mi raccogli tu, ho perso, giuro l'epicasa, morirò giovane. Due persone vere come noi non si ameranno mai, poi mai, cerco un'altra opportunità per cambiare. Cara mia, cosa pensi di me? Quando chiudi tu gli occhi così mi fai impazzire, sei donna e lo sai. Ehi, ehi, ehi. Grazie, cercateci su internet, Diva. Ben rappresentata anche la provincia di Nuoro, a sottolineare che questo è un contest, è un concorso davvero molto importante. Abbiamo visto gruppi di Sassari, Carbonia, provincia di Nuoro. I Diva. Allora, iniziamo come sempre con Alessandro Martis, il primo a esprimere un parere, perché non un consiglio. Abbiamo apprezzato il gruppo anche con la scelta, seppur strana, delle due chitarre, un bel sound comunque anche sui distorsori, un bel testo originale, per cui ci ha acchiappato subito. Abbiamo sicuramente un giudizio positivo anche nei loro confronti. Discutevamo proprio del fatto che a quali gruppi si faceva riferimento, quindi ogni gruppo ha un filone conduttore un filo conduttore su ogni ovviamente un gruppo loro preferito. Abbiamo visto che comunque loro animano molto bene il palco, non sono monotoni, quindi abbiamo notato spesso e volentieri un cambio di ritmo, ripeto, e poi comunque il testo ci è piaciuto, un bel inedito, un bel sound, ci sta tutto. Andrea, una mia impressione, poi tu mi dirai chiaramente la tua, è che fossero caldi dal primo secondo, dal primo istante. Ma sicuramente avranno colto l'occasione per ovviamente racchiudere in quei 5-6 minuti a disposizione, insomma, tutta l'energia da mostrare e dimostrare al pubblico che vanno intorno. No, c'è una nota di merito per questi ragazzi per il discorso dei testi e soprattutto l'utilizzo della metrica sui testi, che ti distrae un attimo, non stai proprio a ascoltare, sembra proprio di sentire un testo in inglese nonostante sia cantato in italiano, quindi un utilizzo abbastanza geniale della metrica.
Giancarlo Loi, giovanissimi, hai visto, appena ventenni, sono già a questo livello, quindi davanti a loro delle potenzialità e degli orizzonti ancora tutti da percorrere, ci potrebbero far ben sperare che abbiano davvero i numeri per diventare un gruppo di ottimo livello. Ancora una volta sostengo che i gruppi sardi già di base insegnano molto ad altri gruppi che magari sono anche già formati e sono presenti sul mercato. Qui ci vorrebbe una guida per questi ragazzi, qualcuno che li sostenga, che diciamo che è quello che manca qui in Sardegna. Davide, come diceva prima Alessandro Martis, hanno fatto dei cambi di ritmo, delle progressioni interessanti. All'inizio però della prima canzone hanno anche armonizzato con le voci ed è la prima volta in questa serata che vedo delle seconde voci, non le avevo ancora viste. E comunque ci hanno fatto vedere che sanno fare anche questo, quindi hanno diverse frecce al loro arco. Questo vuol dire un buon uso della vocalità tradizionale sarda, anche se loro se ne distaccano. Io sono dell'avviso che la migliore musica nasce sempre in provincia, e se la Sardegna è una provincia emmeana, un po' il suo Midwest, e loro effettivamente rappresentano un po' questo bello scollamento fra quello che vivono nel loro quotidiano e quello che suonano quando sono sul palco. E a me sono piaciuti, condivido il discorso della supervisione di una produzione artistica, perché comunque anche a livello sonoro ci sono alcune cose che probabilmente potrebbero essere sicuramente migliorate. I testi niente da dire, buona presenza scenica, bravi, sicuramente bravi. Bene.